Nel futuro di questo 2016 quale sarebbe la favilla che accetterebbe come per prima? Beh, quella dell'autonomia, quella di essere padroni a casa nostra, quella di smetterla di pagare tasse a Roma, a una Roma che non ci dà risultati. Un auspicio per questo 2016, non solo dal Pane Vin di Arcade e dal Presidente del Veneto, ma anche da chi a Roma sta combattendo per mantenere una possibilità che gli ultimi provvedimenti del governo avrebbe cancellato. Ma per il Veneto c'è un'opportunità in più. Abbiamo il vantaggio che la Corte Costituzionale ha dato un assist straordinario al Veneto, ammettendo il referendum sul quesito dell'autonomia. Diamo la parola al popolo perché ci dia la forza per realizzare davvero questa autonomia e non aspettiamo oltre. La dimostrazione che in Veneto c'è la stessa visione tra il Presidente Zaia e l'onorevole Rubinato, al di là degli schieramenti. E i tempi sono più che maturi, secondo la parlamentare, anche per i costi di un referendum sull'autonomia di fatto azzerati, se abbinato a quello già previsto per ottobre. I veneti sarebbero chiamati insieme a dare il loro giudizio sul referendum, sulla riforma complessiva che con il governo Renzi è stata messa in campo per la nostra Carta Costituzionale, anche alla domanda specifica messa già dalla Corte Costituzionale: volete voi veneti che la Regione Veneto abbia una maggiore autonomia ai sensi di quello che è l'articolo 116 terzo comma della Costituzione? Perché no? Lunedì l'onorevole Rubinato tornerà in Parlamento per il via libera definitivo alla riforma del Senato, dove proprio da Treviso era partita la battaglia per dare al Veneto le stesse opportunità di Trentino e Friuli. Perché non dare questo di più di autonomia al Veneto, in modo da pensare, per esempio, in prospettiva a realizzare una fusione del Veneto col Friuli Venezia Giulia, realizzando una massa critica sul piano sociale ed economico e politico che avrebbe notevoli elementi di omogeneità sul piano storico, culturale e di identità.